Allora, scelte consapevoli, attenzione a tutto, non solo ai prezzi ma anche al peso delle cose che si acquistano, scegliere per fare un budget familiare che consenta di arrivare a fine mese tranquilli il più possibile, quindi bisogna un po' modificare il nostro modo di comportarsi nei confronti dei nostri consumi. Siamo in due che lavoriamo in casa e entrano 2.700 euro, sembrano tanti, ma dopo aver pagato bambinai, articoli per bambini, mensa, asilo, mutuo, bollette, telefoni, mangiare, vestiti e altro, vi dico che non mi rimane niente, anzi perdo, ma per lo Stato ISEE sono abbiente. Ditemi voi, effettivamente c'è qualcosa che non torna. C'è qualcosa che non torna, povero il nostro o la nostra telespettatrice. Ci sono due cose che non tornano al nostro telespettatore. Il fatto che lui abbia avuto il coraggio di crearsi una famiglia, no? Di gestire i figli e di gestirli in un modo non stratosferico, regolare. Ha parlato cosa? Di asili, che devi pagare, del prezzo dell'asilo nido, ha parlato dei pannolini quando si sta ai pannolini, ma poi parlerà anche degli altri prodotti, ha parlato delle bollette, vedi, torniamo sempre a bomba. Tante piccole, no? Tanti piccoli recipienti dove lui ogni giorno e sua moglie povera devono andare a lavorare e devono mettere 10 euro là, 20 là, 20 là, 20 che poi là, quando arrivano le botte delle spese quando arrivano grosse, le botte poi dopo, le mazzate cosiddette, no? Ma questa cosa anche dell'ISEE, anche questo è un parametro che bisognerà un attimo riconcepire, perché non è che uno è ricco perché ha fatto 2 figli, si è sposato, sta pagando un mutuo della casa, sta pagando tutte le bollette, fa il bravo cittadino, oltretutto probabilmente questo sarà uno che paga tutte le tasse, non quei famosi 100 miliardi che sfuggono ogni anno a sto fisco, e in più si sente dire, ma dai, cosa vuoi? Te sei ricco, che saluto? Te ciappi 2.700 euro al mese. Cioè, questa è la filosofia. No? Poi a fianco a questa filosofia c'è anche un'altra, che è quella di quelli che non hanno lavoro, che non hanno una casa, che non hanno... Mi viene sempre in mente, no, come dire, l'analogia, no, che fanno in politichese quando dicono, se fanno sempre analogia aristotelica, no? Se uno ha questo, questo e questo, è così. Se uno ha questo, questo, meno questo, è così. Se uno ha questo, meno questo, più questo, diviso questo, è così. Cioè, categorizzare. Bisogna capire, no, che non si può dire anche a questo signore sei ricco o sei povero, che cosa. Questo signore sta facendo la sua vita. Ogni mattina si alza, va a lavorare, fa il suo lavoro, sta creando anche un futuro, perché ho capito che avrà dei figli, se paga pannolini, quella roba là, avrà dei figli, no? Paga tutte le sue tasse, paga tutte le sue cose, però, signore, l'ISEE, lasci perdere, non è una... l'ISEE è un altro frullatore dove vengono inseriti i dati, no? E quei dati producono un coefficiente, quel coefficiente diventa il moltiplicatore. Sto dicendo parolacce, ma alla fine uno può prendere 20.000 euro e può andare a zero. Ma allora, questo è il caso suo, caro signore, che lei giustamente dice, io faccio la mia vita, pago le mie tasse, alla fine non mi rimane niente di niente. Questo è la realtà di oggi. Se ecco, poi dopo si aggiunge che ci sono tutti gli aumenti, eccetera, vorremmo vedere se poi dopo quei 2 stipendi effettivamente concorrono a una vita, diciamo, familiare, dove non ci sono tante pretese, penso, poi dopo magari mi smentiranno. Vediamo. E diranno che... Ultima cosa, ci mancano anche pochi minuti alla chiusura, la questione energetica, che prospettive ci sono, come stanno andando? Allora, energia veloce. Finalmente si stanno diradando quelli che vengono da noi con la bolletta in mano, dice novembre-dicembre massacro, forte Apache, novembre-dicembre massacro. Ve l'abbiamo detto che ci sono stati 3 aumenti, maggio, ottobre e novembre, con dicembre chiaramente.
chi guarda la televisione sente dire è sceso il mese prossimo scende di 14, poi del 17 eccetera. Il gas è sceso da 300 euro al megawattora a 56. Ma la bolletta? La nostra bolletta è scesa del 14%. Ci vorranno dei mesi per adattarsi, per arrivare. Però intanto sta incominciando a calare il gas. Per quanto riguarda la luce ci sarà una nuova diminuzione, parlano del 17% circa, poi dopo si fanno i numeri, ma poi dopo alla fine la bolletta. Attenzione, cari cittadini, non consumatori, cittadini, no? A non abbandonare le buone pratiche. Bravo, io la voglio arrivare, io batto come un caco sempre là. Attenzione a non mollare l'osso. Adesso stanno scendendo i prezzi. Non andate a rincorrere quelli che vi girano, che arrivano a casa, che vi telefonano a mezzogiorno e un quarto, a mezzogiorno e mezzo, dicendo ti offro anche il mio cuore, non ti preoccupare, il gas non te lo faccio neanche pagare. Fermila. Ma io sto pagando il gas da quello là a 1,70 euro. Sta buon, tranquillo. Adesso questi qua devono ritornare nell'alveo. Quando ritornano nell'alveo, i prezzi più o meno che si sono un po' bilanciati e penso ci vorranno un po' di mesi, no? Siamo nel mercato libero. Bene. C'è il sito di ARERA, ti prendi il sito di ARERA, guardi il sito di ARERA e ti rendi conto di quello che potresti avere e di quello che hai. Poi dopo ci sono un mare di venditori. Privilegiate quelli che non si improvvisano venditori. Anch'io potrei vendere domani, mi faccio la licenza di venditore di cocco, però poi dopo se non so buono anche a spaccarlo il cocco, posso comprare i cocchi, ma se non so buono a venderli non servo a niente. Quelli che hanno comprato, quelli che si sono inventati dall'oggi al domani, ste SRL famose, che sono inventati venditori di energia all'ingrosso, nel senso a noi cittadini, hanno, come dire, buttato l'amo, qualcuno ha boccato e adesso si trova che i pesci grossi stanno mangiando i pesci piccoli, e torno al discorso dell'energia prima dell'inizio, cioè che chi in questa pandemia e in questa contingenza, no, non aveva gli strumenti, la struttura per sopportare, no, continuare a rifornirsi e vendere, ha dovuto cedere e ha dovuto cedere ai suoi clienti. Io so di compagnie che hanno ceduto clienti e debiti alle compagnie più grosse che le hanno comprate, e ci sono dei cittadini che vengono ancora a dire ma io non ho mai fatto il contratto con quello là. È subentrato, quindi le modalità sono le stesse, però ha cambiato il titolare. Quindi il contratto rimane quello che è. Sereni, tranquilli per qualche... No, come Renzi, non se state sereni, no. State sempre in guardia, guardate bene i prezzi, sorvegliate, e la cosa più bella, Elena, le buone pratiche. Tu mi hai detto che anche tu cambi le tue, io ho cambiato le mie, e per cui dai, diamoci una mossa tutti insieme. Respirone, bisogna tenere duro. In casa mia entrano 3.200 euro al mese, ho 2 figli, vi dico che riesco a mettere da parte 600 circa al mese, poi devo anche fare un po' di vacanza, niente mi rimane dopo un anno. Infatti il problema è proprio questo. Poi pensare se magari i figli poi dovranno andare anche all'università, uno deve anche pensare a quello, ai noi. 1.200 euro al mese, va bene. Allora, abbiamo chiuso la trasmissione. Sergio Taurino, grazie, Presidente di ADOC, per essere stato qui con noi. A voi cari telespettatori, grazie della vostra partecipazione, e noi ci rivediamo come sempre domani. Buon proseguimento.